Amici bellini, dai, analisi, perché la reaction ve l'ho postata già ieri e spero che ve l'abbiate vista perché secondo me è sfiziosa, però analisi, screenshot, sono proprio curioso, no, sono contento, però sono curioso di sapere le pagelle degli amici bellini. Questa è un'altra novità, cominciamo. Allora, ho preso un po' di screenshot, tanti screenshot. Benvenuto Renato Falzarano e a tutti i nuovi iscritti. È bello poter fare questa analisi, andare alla pausa con 3 punti, parlando delle cose che sono andate bene, perché alla fine il Napoli era andato in difficoltà, però poi ci siamo messi lì e l'abbiamo risolta. Questo è, iscrivetevi, il like, e poi se volete anche abbonarvi. Io qua ho preparato un video di dietro le quinte di come io preparo le analisi, quindi quando prendo gli screenshot, e ovviamente essendoci le immagini della partita che scorrono non le posso postare pubblicamente, però le posterò come contenuto dedicato agli abbonati nel canale nel gruppo Telegram, e quindi voi lasciate il like a prescindere, anche se non potrete vedere queste cose qua, non importa. E questa qua la trovate sul fluido.net. King Kevin, perché è stato King. Io non lo so se in copertina ci metto alla fine Spinazzola perché lo merita, perché ha detto una cosa bella anche in post partita. Vediamo che succede. Tecchiamo il cavetto e ci spostiamo al calcio d'inizio, che subito ci ricorda quell'immagine del calcio d'inizio con Spalletti, con tutta la squadra pronta ad aggredire. E qua sottolineiamo anche la possibilità che ha il Napoli con uno specialista del lancio lungo che è Milinkovic-Savic, che qualche lancio lo può anche sbagliare. Dopo andiamo a vedere anche le percentuali di precisione dei passaggi, però quello che vale per gli attaccanti, per esempio Lukaku può perdere 2 o 3 duelli, poi se ne vince uno però ha creato un presupposto importante. Idem per un lancio di Milinkovic-Savic, che ne può sbagliare qualcuno, ma se ne indovina uno hai scavalcato tutto il primo pressing, non devi fare tutti i passaggini per arrivare dall'altra parte, ed è un vantaggio, è un'arma vera e propria. Sarà un tema che ci porteremo probabilmente dietro tutto l'anno. Gioca Meret, ritorna Meret, si alternano anche in Champions, o questa partita dove Milinkovic-Savic è stato protagonista cambia le gerarchie in maniera definitiva, vedremo. Tra l'altro è notizia di oggi che anche lui ha avuto un problemino in nazionale e quindi se ne ritorna. Dobbiamo sapere su Lobotka, dobbiamo sapere su Politano, e dovete iscrivervi al canale perché tra domani e dopodomani vi porterò un'intervista che farò ad uno specialista, ad un dottore che si occupa proprio di sport, quindi possiamo andare nello specifico di certi infortuni muscolari e mi fa piacere portarvi qualcosa di diverso e di approfondito. Al 10° minuto, sebbene io vi dica in reaction che Neres non mi fa impazzire a sinistra, però qui aveva un senso ed era quasi riuscita l'ampiezza che cercava il Napoli anche sulla sinistra, con questo cross che giustamente viene col suo piede da Neres, doppio passo e se ne va. E qua per un attimo non ci arriva Højlund, per un attimo non ci arriva McTominay, e ci arriva Politano, però col piede sbagliato. Qui vedete per pochissimo, veramente per una questione di mezzo secondo o anche meno, mezzo centimetro, McTominay non riesce ad impattare. Queste sono palle che lui va e segna. È un momento, io credo che sia un momento di Scott dove lui deve ritrovare il feeling con il gol e va al di là. L'abbiamo visto chiaramente dalla presenza di De Bruyne in campo con lui, non si pestano i piedi, non è quello il problema. Io penso sia solo un problema di stato di forma che si potrà risolvere tranquillamente, e ho l'impressione che lui senta il gol quasi come un attaccante, cioè se non arriva anche una partita di sostanza, mi sembra che lui la soffra, che abbia bisogno e voglia di segnare. Un gol l'ha fatto, un assist l'ha fatto, ne arriveranno altri. Qua la palla rimbalza e vogliamo giustificarlo, Politano, però mamma mia, sei proprio a porta spalancata, un appoggio col piede debole, vabbè, andiamo avanti. Purtroppo dolenti note, qua si fa trarre dal pallone Olivera, che credo dovesse temporeggiare, tenta un affondo sul pallone e Norton Caffey semplicemente manda
il pallone in avanti, si autolancia e brucia Olivera sullo scatto e arriverà l'Eurogol, che oramai quando ci devono segnare fanno sempre un Eurogol. Io volevo tornare anche un po' indietro per capire, qua c'è un colpo di testa di Juan Jesus che poi finisce su Ekator, forse, ma non lo so, un Beukema avrebbe potuto rimanere un po' più vicino ad Ekator, in questo momento mantiene la linea, forse anche per proteggere se il colpo di testa, il duello aereo qua Juan Jesus lo perde, Beukema cerca di proteggere la sua zona. Però dopo Beukema ritrova contatto con Ekator e per pochissimo, come vedete, non riesce a intervenire, proprio fa passare proprio il pallone perfetto, il movimento perfetto. Qui c'è un errore di Lobotka che riceve palla e la spilla, non la dà bene ad Anghissà, ma qui lui già era infortunato, è stato infortunato per un paio di minuti e ha cercato di comunicarlo ai compagni, ci è voluto un po' di tempo per capire, buttiamo la palla fuori, non l'abbiamo buttata fuori. Lobotka ha stretto i denti, però si vedeva che era in discomfort e infatti vedete qui lui già chiede il cambio, chiama la panchina e dice non ce la faccio, mi sono stirato, strappato, lui poi fa proprio il movimento, poi ce lo spiega anche Conte, insomma, in cui si è aperto una sorta di spaccata e quindi nella zona inguine probabilmente, speriamo niente di grave. Vedete, passano i minuti, lui qua quasi credo dica Juan Jesus non me la dare proprio e invece comunque il pallone gli arriva e qua lui è bello che fa anche uno scan prima di ricevere il pallone, si vede che guarda questa zona per capire se è pressato, controlla e poi scarica su Beukema che farà un bellissimo lancio verso Neres e questa cosa ve la voglio far vedere. Qui finalmente anche Juan Jesus se ne è reso conto e richiama il cambio, nel frattempo già si stava scaldando Gilmour e qua si vede proprio il gesto di Lobo che fa così, dice si è tirato, si è strappato, si è stirato, insomma vediamo. È vero che Neres non mi è piaciuto, ok, però riguardandola, che è importante riguardarla, qui mi fa piacere sotto perché spesso si dice si strattonano entrambi quindi non c'è niente, insomma Neres tiene la mano aperta, cioè si vede proprio chiaramente che lui non prende nessuna maglia dell'avversario, ma l'avversario prende la sua e io prendo la mia. Vedi, qua posso farvi vedere come avevano proprio strappato la maglietta di Neres. Danilo, sei un pazzo scatenato, che spettacolo. Authentic official. La trattenuta continua, cerca proprio di buttarlo a terra. Questo non è un movimento che la maglia fa in maniera naturale, questo è strattonare seriamente per cercare di sbilanciare. Poi Neres è forte fisicamente, ha i muscoli, sappiamo che è strutturato fisicamente per resistere a questa carica e riuscire anche a mettere il cross. Però ho visto rigori dati per molto meno, veramente ha fatto e qua non riesce a buttarlo a terra, si butta a terra il difensore del Genoa per cercare di, non lo so, di prendersi addirittura il fallo al contrario. Neres va per la sua strada. Poi si passa direttamente al secondo tempo perché nel primo tempo è successo veramente poco e partiamo da questo bellissimo lancio di Milinkovic-Savic. Vedete che quando poi il portiere ha anche la personalità di stare in mezzo ai due centrali, così come può farlo un Lobotka, un Gilmour o un De Bruyne, c'hai un vantaggio perché il play o i play, perché poi Conte ha parlato anche di 4-2-3-1 quando poi parla del 4-3-3, sono degli schemi similari, possono andare a schermare gli attaccanti che ti vanno in pressing, possono fare un altro lavoro piazzandosi più avanti e qua il portiere che con personalità ha questo lancio, Meret pure li fa, attenzione, e alle volte anche più precisione nei passaggi, ma vedere un passaggio un po' più difficile è una caratteristica che Milinkovic ha. Poi però serve che Spinazzola, lo vedete qua, la metta a terra alla Insigne, permettetemi questo paragone perché era il gesto tecnico migliore forse di Lorenzo di tutta la sua storia del Napoli, lo spegnere un pallone
che ti arriva dall'alto, e qua è bravissimo Spinazzola a farlo, primo controllo a portarsela in avanti, quindi bellissimo il lancio, bellissimo lo stop e anche il servizio morbido a scavalcare sul secondo veramente insigne Callecon in questo caso, bisogna dirlo. McTominay, la sua presenza va sottolineata perché vedete che stiamo riempendo un pochino meno l'aria in questa fase, ma McTominay è comunque qua, il che permette a Højlund di andare sul secondo palo ed essere pericoloso. Quindi comunque nella partita di McTominay, anche quando non segna, dobbiamo sottolinearne i movimenti, la corsa e il sacrificio e l'impegno. Vasquez la tocca in acrobazia, tacchetti sul volto di Højlund, ed è il più lesto è Anguissa che va ad impattare il pallone, anticipando anche Neres, che non era stato ferocissimo ad andare. Tu ti immagini l'attaccante, c'è un pallone vagante, va lui, e invece Anguissa è stato più feroce, più volenteroso, anche più pronto ad andare a ribadire questo pallone in rete. Anguissa, mannaggia! E intanto è bello anche che sullo slancio Anguissa poi va lì, va per esultare, poi cambia idea, torna immediatamente in campo perché dice stiamo pareggiando, la dobbiamo vincere, quindi niente esultanze pazzesche, andiamo subito a centrocampo, mentalità. E da questa inquadratura si vede ancora meglio la capacità di lancio di Savic, perché la palla non finisce qua, la palla va dove può arrivare Spinazzola con il suo scatto. La palla finisce dietro di me, quindi il tempo che il pallone viaggia, Spinazzola ha il tempo di correre verso il pallone e di addormentarlo con il primo stop. Sì. In quest'altra occasione è Anguissa a crossarla al centro, sempre McTominay a dare una mano a Højlund. È bello l'arrivo di Spinazzola al rimorchio perché il pallone è all'indietro. Questa è una delle palle che di solito mette molto in difficoltà noi. A quanto si capisce mette in difficoltà chiunque squadra quando fa il cross dalla linea del fondo verso il centro dell'area, perché si impatta più facilmente, più difficile da marcare, e qua il pallone verrà bloccato dal 20. Di Lorenzo comincia ad avere impatto sulla partita, qua c'è un tiro che verrà parato da Leali, pronto a ribadire in rete McTominay, però anche là per una questione di pochi microsecondi non ce la fa. E qua si arriva anche da una bella serpentina di Neres che a destra piace di più. Spero che stiate vedendo e rivedendo quello che fa De Bruyne quando riceve il pallone e lo addormenta, lo accarezza con il primo controllo, lo mette a terra e già pensa, già sa dove deve andare quel pallone. È bello anche che Højlund capisca, si fidi che quel pallone passerà e quindi può andare direttamente in profondità alle sue spalle. De Bruyne si gira in un frammento di secondo, gli fa anche il tunnel, la palla finisce in mezzo alle gambe, il pallone è perfetto, che Højlund segnerà con la solita freddezza e di nuovo con il destro, non banale. Peccato per il fuorigioco. Sempre da Kevin arriva questo pallone dal calcio d'angolo che Di Lorenzo di testa stampa sul palo, e sono entrambi protagonisti nell'azione che porta al 2-1. Partecipano veramente tutti. Prima Spinazzola che resiste a una carica e riesce a servire Kevin, che pennella questo pallone stavolta col sinistro, lo andrà ad impattare, a fare il solito, no? C'è Højlund, c'è McTominay, c'è anche però questa volta Di Lorenzo che fa la prima torre, lo vedete qui, prima torre di Di Lorenzo, il controllo di McTominay che prova a mettere il pallone a terra un po' come ha fatto Spinazzola, un po' come ha fatto De Bruyne, ma non ha quella sensibilità in questo momento. Diventa il controllo di McTominay un assist potenziale per Anguissa, che arriva di tutta carrera e spara verso le ali, che la para ma la spilla, e là serve l'istinto del centravanti che sta al momento giusto nel posto giusto e di prima fa gol. Me lo avevate segnalato in live, l'ho rivisto oggi con dovizia di particolari. La seconda inquadratura che mi avete mandato non mi esce su Paramount Plus, che cambia l'inquadratura al momento dell'esultanza. Si passerà a questa telecamera per vedere da vicino le reazioni di Højlund, ma in questo momento si è accorto anche Elmas e anche Mazzocchi e anche Gilmour si accorgerà che Lang qui si sta applaudendo ma non ha partecipato, non sta partecipando al
gruppone e lì ci sarà uno dei capitani di questa squadra, Juan Jesus, che lo richiama anche con grande forza e dice vai subito a risultare con i compagni, buttati in mezzo perché è tutto il gruppo. Io poi, per quanto riguarda Lang, perlomeno non stiamo parlando di uno che fa le dirette su Twitch come Leao, che smetta a perdere, cioè io non lo so onestamente, cioè se tu sei decisivo, stai facendo il tuo lavoro, fai quello che vuoi, però se poi sei mezzo infortunato, non sei completamente recuperato e nella partita poi fai anche qualche errore decisivo, ho visto mettere le canzoni di Ken, adesso metto la canzone di Ken così segna, Ken ha segnato, adesso qualcuno dovrebbe mettere le canzoni di Leao per far segnare lui, o magari Ken potrebbe mettere le canzoni di Lang o Jolier, eccetera eccetera. Insomma, i rapper, perlomeno Lang non si sta facendo sentire sui social, perché altrimenti sarebbe un po' più così, sta lavorando per trovare un po' più di minutaggio e io aspetto ancora, non ho fretta, anche perché il resto della squadra si sta comportando bene. Lang sarà un'arma più in là di imprevedibilità, un'altra arma che dice ma questo da dove è uscito? Noi mo stiamo marcando a quella e mo dovete marcare pure là. Un'altra signature move di McTominay è, visto che lui va sempre a riempire l'aria, si trova spesso nella direzione di un eventuale tiro e quindi deve sempre essere pronto a fare questo saltino, il famoso Mac salto che lui deve fare quando, per esempio, lo ricordate con Gilmour l'altra volta, insomma lui se si trova in traiettoria deve essere pronto a saltare, e anche in questo caso lo fa bene perché in qualche modo disturba anche la visuale del portiere ma non impatta sul pallone. Ho cercato di capire un po' meglio se su questo tiro di Lucca in effetti c'era la possibilità del passaggio per McTominay, anche se la presenza di questo difensore, secondo me il passaggio non era facilissimo come ci può sembrare dall'altra inquadratura, che è questa qui, dove sembra un pochino più facile, ma secondo me ci può stare un po' di egoismo della punta, Non la pensa così Anguissa, perché anche lui una mezza cazziata gliela fa a Lucca, diceva stava McTominay libero, si vede proprio. E in ultimo direi di sottolineare quanto sia bello Reali. Andiamo a vedere le pagelle? Allora spostiamoci di nuovo, eccoci qua. 6 più per M. Savic, anche 6,5, forse 7 meno, insomma non ci vogliamo esaltare troppo, però è un'arma e piace avere un'altra arma senza per forza accanirsi contro Meret, però hai aggiunto un bel giocatore, tra l'altro giocatore di personalità, che non è poco, importa. 6 meno per McTominay, non scendiamo sotto al 6, mi raccomando, perché comunque c'è tutto un lavoro e sono convintissimo che si tratti semplicemente di un appannamento fisico. Mi avete fatto bene a ricordare in live che lui ha fatto poco la preparazione estiva e ci può stare che tiri un pochino il fiato. Se cominciamo, per esempio, perché hanno fatto discutere le scelte di Conte dell'11 iniziale, se cominciamo a farli ruotare un po' tutti, lo so che hanno caratteristiche diverse, quindi non sempre è facile mischiarli tutti bene, però una volta la salta De Bruyne, una volta la salta lui e una volta la dovrà saltare anche Anguissa. Cominciamo ad abituarci quando mancherà per la Coppa d'Africa. Secondo me abbiamo con Gilmour, con Elmas e con altre soluzioni di cambio modulo delle buone soluzioni. 7 meno Anguissa, sì, è chiaro, perché poi il primo tempo non solo lui non ci era piaciuto, ma un po' tutta la squadra è sembrata un po' sterile, e poi è salito in cattedra, e quando Anguissa sale in cattedra ci sono cose che si vedono chiaramente, altre cose si vedono quando te la riguardi. 6 meno Politano, anche lui è arrivato al limite della sopportazione fisica e vale quello che vale, ecco quello che diciamo a Conte, vale quello che vale per i centrocampisti, cioè abbiamo delle soluzioni, sfruttiamo di più Neres non si disinteresserà completamente della fase difensiva, non ti preoccupare, e se lo farà gli daremo addosso perché non è possibile. Peccato non possa andare, peccato che non andando lui in nazionale si prendano a Spinazzola più che altro, speriamo bene. 6 più Lobbo, anche lì vale lo stesso discorso, fa una cosa alla Busquets, a un certo punto in mezzo a 2 giocatori se ne va, pare sia partito lui per la nazionale, farà degli esami lì. Aspettiamo. Purtroppo il premio Michu va
noi l'abbiamo rinominato Ciuccio nel privato del nostro gruppo Telegram, perché in maniera anche positiva, no? Il Ciuccio, il simbolo del Napoli, il lavoratore, l'animale lavoratore che si mette là con grande sacrificio. E se li mettiamo poi a paragone tutti e tre quelli disponibili per la fascia sinistra, Gutierrez in potenziale c'ha tanta tecnica e tante possibilità, Spinazzola in questo momento è ingiocabile, e quindi se lui non garantisce nemmeno quella solidità in difesa, ovviamente si fa preferire un po' meno. Di questo qua io ho finito gli aggettivi, perché continua a essere un pilastro della difesa, di personalità, di gestione anche del gruppo. Quando apre la bocca lo ascolti. Non è un miracolo di Conte, ma Conte gli aveva detto che o gli finisce lui ce l'ha detto, o ci finisce la carriera o me la allunga, e gliela allungata. Se è più per Beukema ci sta tutto, anche lui sta reggendo il paragone con Rachmani. Sei più per Di Lorenzo, che ha avuto un po' di difficoltà, poi è entrato prepotentemente nelle azioni del Napoli del secondo tempo, il palo, il colpo di testa, il tiro poi parato, quindi in crescita secondo me il capitano. 6 meno Neres, anche qua rivedendola gliela alzerei a 6, anche perché poi non è colpa sua, secondo me, se a sinistra mi piace di meno, onestamente. Premio Oriali va a Højlund, che ne aveva fatto un altro col destro, fa quello di rapina, sta facendo tutto il lavoro anche sporco di lotta con gli avversari, dove distribuisce cartellini gialli, vince duelli, molto molto bene. Secondo me abbiamo fatto un grandissimo acquisto e speriamo anche per il futuro, perché questo qua c'ha il futuro davanti, è ancora giovanissimo e c'ha la fame, ho visto la vena, c'ha l'esultanza anche quella là che gasa, che non possiamo far vedere perché non è il massimo e forse lo abbracciano, quindi non la può fare. Forse è meglio evitare di farla. In Italia, lo sapete, siamo un pochino più pudici, non lo so. Gilmour anche piace nel modo in cui entra con personalità e distribuisce anche qualche palla lunga. Gutierrez alla fine, quando si vedono sempre quelle immagini di 4-5 di noi che andiamo a rincorrere un avversario che non è necessariamente Leao, lo facciamo anche con il piccione del Genoa, alla fine è sempre lui che si prende il pallone e la riporta in avanti. Su Kevin non saprei cosa dirvi onestamente. Il King ha dimostrato di saper essere una spanna avanti a tutti, sia quando parte dall'inizio sia quando entra, ed entra subito in partita, non ha bisogno di minuti per ambientarsi con la gara e trovare lo spazio e il rapporto col pallone. È uno spettacolo vivente, gestiamolo bene. Lui ha dimostrato di stare sul pezzo, non solo quando ha il pallone ma anche quando non ce l'ha, con la pressione feroce sugli avversari, con gli intercetti. Che bellezza. 6 a Lucca, sì, 7 Spinazzo, ma anche 7,5, non dico 8 meno, ma insomma vale. Vedi, in 14 su 39 gli hanno dato l'MVP. Spina sta proprio in grande forma. Gli fanno anche la domanda: ma sei ritornato alle cose, la tua forma dell'europeo? Spina non ce la fa più e dice anche basta, insomma, con questa storia dell'europeo. Anzi, io sono migliorato moltissimo rispetto all'epoca, perché adesso sono un giocatore che ragiona di più. Magari all'epoca correvo di più, ma ero più un cavallo pazzo con dribbling in continuazione. Adesso, anche grazie a Conte, entro più dentro al campo, faccio delle scelte migliori, quindi sono molto meglio adesso, sono più maturo rispetto a quello Spina dell'europeo di cui si parla sempre. Si sono scocciati i giocatori di sentire sempre le stesse cose, le banalità. È bene che ce lo dicano in faccia. 6 meno ad un piccione che non ha fatto grandi danni, e 6 a Conte perché forse non avevano convinto tutte le scelte del primo tempo. Nel secondo invece l'abbiamo aggiustata. Penso che possiamo uscire dall'equivoco del modulo 4-3, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. Li possiamo utilizzare entrambi, dobbiamo indovinare la situazione migliore contro i vari avversari. Siamo primi in classifica, abbiamo 2 punti in più rispetto all'anno scorso. Paradossalmente abbiamo più gol fatti ma ne subiamo di più, quindi Conte ce l'ha detta, ha detto insomma, alla fine io ho pure una squadra scudettata e quindi invece di stare lì ad aspettare voglio anche dominare il gioco, il che ti può portare ogni tanto a correre dei rischi. Sembra quasi che stai
Poco. Allora. E piace, se lasciate un mi piace, piace chiuderla così. Purtroppo siamo in pausa, dovremo tenere d'occhio i nostri nazionali. Io cercherò di fare qualche altro contenuto. State tuned, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, fate le cose vostre che sapete che a me fanno piacere e aiutano moltissimo, perché soprattutto in queste pause l'algoritmo dice: ah, hai quittato? Non fai più lo youtuber, quello là giornaliero, e non c'è sta niente da ricevere. Poi se usciranno delle notizie ovviamente le copriremo, we gonna cover all the news, ma con la tranquillità e la calma di una squadra che è prima in classifica insieme alla Roma, e domani secondo me ci sta tutto un recap, un primo bilancio di quelle che sono state le prime 6 partite, con una classifica che onestamente rispecchia quasi fedelmente, quasi al 100% quelli che erano delle aspettative che avevamo a inizio campionato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Passate per il fluido.net che secondo me vi divertite, oppure se volete abbonarvi al canale, tra qualche ora uscirà anche il contenuto di dietro le quinte. Fate il vostro gioco.